Breaking news. Una vecchia conoscenza del calcio italiano potrebbe tornare in Serie A e il Napoli è in agguato. Restate fino alla fine per scoprire tutti i dettagli di questa mossa che sta dividendo i tifosi. Ma prima, lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere nessun aggiornamento sul futuro del Napoli. E ora passiamo ai fatti. Il nome del momento è quello di Federico Chiesa. Dopo un'esperienza non esaltante a Liverpool, l'attaccante italiano ha già fatto capire di voler tornare in Italia nella prossima stagione. Il club inglese ha pagato circa 13 milioni di euro alla Juventus lo scorso anno. Ma vista la mancanza di prestazioni e di continuità, è improbabile che riesca a recuperare l'investimento. Di conseguenza, il Napoli sta monitorando attentamente la situazione del giocatore e Antonio Conte è il più entusiasta dell'idea. Anche se Chiesa non è visto come un sostituto diretto di Kvaratskhelia, la sua versatilità, la sua velocità e la sua capacità di rompere gli indugi nell'uno contro uno piacciono al tecnico, che crede di poter ritrovare la forma migliore del giocatore, anche dopo gli infortuni che hanno caratterizzato le ultime stagioni. Il possibile arrivo di Chiesa, però, ha diviso i tifosi napoletani. Molti ritengono che sia ancora in grado di decidere le partite e che sarebbe un rinforzo importante, mentre altri sono preoccupati per la sua fragilità fisica e per l'incostanza delle sue prestazioni dopo l'infortunio al ginocchio, sollevando dubbi sul fatto che valga la pena investire in un giocatore che non è più nel fiore degli anni. Ora vogliamo sentire il parere dei tifosi. Il Napoli dovrebbe investire in Federico Chiesa per la prossima stagione o sarebbe più prudente investire in un giocatore più regolare fisicamente? Commentate qui sotto e partecipate al dibattito.